più drammatiche, ma non piange mai. Il mio computer sa a memoria tutte le preghiere, ma non prega mai. Il mio computer è esperto di previsioni meteorologiche, ma non prende mai l'ombrello. Il mio computer risponde a tutte le domande, ma non prova mai soddisfazione. Ci vogliono convincere che la conoscenza è accumulare informazioni e restare indifferenti, pronti a passare da una emozione all'altra solo premendo qualche tasto. E così la speranza e la disperazione sono alla distanza di un clic. Ma molti uomini e donne, informati di tutto, non sanno dove andare, non sanno se valga la pena di vivere, non sanno se questo mondo sia abitabile. E in questa desolazione che si inserisce la promessa di un altro sapere, di una conoscenza che introduce a un'altra vita. E la promessa di Gesù è questa: lo Spirito che io vi mando vi guida a tutta la verità. Dunque una verità che non è nella memoria di una macchina, ma che ha questo tratto di introdurre in una visione, in una gioia, in una speranza, tutta la verità, non l'enciclopedia che comprende tutto, ma la verità che risponde al bisogno di felicità di ogni uomo e di ogni donna. Paolo, che ha ricevuto il dono di questo Spirito, parla di quel conoscere che sa del mistero dell'uomo e del mistero di Dio.